Buongiorno da Sicilia 24, vediamo insieme i principali argomenti. Emanuele Sceri è stato ucciso, la Corte d'Assise di Pisa ha condannato 2 ex caporali della Folgore a 26 e 18 anni per omicidio. Il militare di Siracusa fu trovato cadavere nella caserma Gamerra nel 1999. Catania e Messina nella morsa del grande caldo, domani giornata da bollino rosso per le 2 città siciliane dove si andrà oltre i 40 gradi. Il Presidente della Regione chiede ai comuni di attivare le procedure d'emergenza. Sblocco delle assunzioni alla Regione, ha raggiunto un accordo con il Governo, la Sicilia si impegna a rientrare dal disavanzo e intanto colmare i vuoti di organico. Catania, a Librino una fogna a cielo aperto, residenti costretti a convivere con liquami maleodoranti scrivono al nostro telegiornale per denunciare condizioni di vita da terzo mondo. L'emergenza microdiscarica a Catania, il sindaco Trantino, ospite a Buongiorno Sicilia, annuncia nuovi contenitori nei condomini e cambio d'orario della raccolta in attesa del termovalorizzatore. Seltz, limone e sale contro il grande caldo, i catanesi propongono questa caratteristica bibita, rinfrescante e corroborante, un rituale amatissimo a Catania anche dai turisti. Ancora buongiorno e ben trovati a Sicilia 24. Apriamo con la notizia di un gravissimo incidente stradale. 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni in un incidente che è avvenuto in nottata sull'autostrada A20 Messina-Palermo all'uscita della galleria Telegrafo. 3 le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, un Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno da una BMW o da un'altra Audi che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto. 2 ex caporali della Folgore sono stati condannati per l'omicidio del paradileva della Folgore Emanuele Sceri. La sentenza di primo grado arriva a 24 anni dalla morte del giovane siracusano. Sentiamo Angelo Gagliano. 26 anni di carcere per Alessandro Panella e 18 per Luigi Zabara. I 2 ex parà della Folgore dopo 24 anni sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Sceri, il giovane siracusano ritrovato senza vita nella caserma Gamerra nell'agosto del 1999. Entrambi sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e alla interdizione dei pubblici uffici, nonché al risarcimento dei danni. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato anche il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni alle parti civili, fissato in 200.000 euro di provvisionale per la madre di Emanuele, Isabella Guerino, e 150.000 euro per il fratello Francesco. Mio fratello non ci sarà restituito, ma adesso c'è una verità, quello che noi abbiamo sempre voluto, sia io che i miei genitori. È il commento di Francesco Sceri dopo la lettura della sentenza. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, Zabara e Panella, assieme ad un terzo commilitone, Andrea Antico, che è stato assolto nel novembre di 2 anni fa con il rito abbreviato, avrebbero obbligato Emanuele Sceri a salire sulla torre di asciugatura del paracadute dopo averlo picchiato e fatto spogliare, ma il giovane sarebbe precipitato nel tentativo di fuggire. La morte di Sceri, secondo l'accusa, si sarebbe potuta evitare se i caporali non fossero fuggiti. Da qui l'accusa di omicidio volontario. Il caso, lo ricordiamo, era stato riaperto nel 2018 dalla Procura di Pisa dopo che già la Commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che Sceri non si era suicidato. Per aumentare i costi della costruzione del porto di Castellammare del Golfo avrebbero dichiarato che i fondali friabili e sabbiosi fossero di roccia, trasportando in cantiere della pietra dura proveniente da una cava vicina. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 2 milioni di euro emesso dal GIP di Trapani su richiesta della Procura nei confronti della società del settore edile che ha vinto l'appalto della Regione Siciliana per il rifacimento dell'infrastruttura. Il provvedimento scaturisce da un'indagine inizialmente diretta dalla DDA di Palermo nei confronti del clan mafioso di Castellammare del Golfo, che si era conclusa con l'arresto dell'allora reggente e di altri presunti affiliati. Nel corso delle indagini, sebbene non siano emerse forme di condizionamento mafioso sui lavori aggiudicati alla ditta per 11 milioni di euro, è stata documentata la truffa legata al dragaggio dei fondali del porto. Per questa vicenda sono indagati il Presidente del Consiglio di amministrazione, alcuni dipendenti e un luogotenente della Guardia Costiera che adesso si trova in pensione.
È stato smaltito l'ingente quantitativo di cocaina, oltre 1.600 panetti, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania a largo delle coste orientali della Sicilia. I risultati di laboratorio hanno restituito evidenze chiare in merito all'elevato grado di purezza della cocaina rinvenuta, consentendo di avvalorare l'ipotesi iniziale secondo cui la sostanza fosse di produzione sudamericana. L'operazione di distruzione dello stupefacente è stata autorizzata dalla Procura di Catania. Considerato l'enorme valore di mercato delle 2 tonnellate di cocaina, per lo smaltimento è stato approntato dalle Fiamme Gialle un imponente servizio di scorta e vigilanza per il trasporto in un impianto di termodistruzione in provincia di Siracusa. Nelle immagini stiamo proprio vedendo la distruzione della cocaina. E andiamo al meteo, temperature in salita in tutta la Sicilia. Catania e Messina sono da bollino rosso. La Protezione Civile lancia l'allerta meteo di livello 3 e la Regione chiede ai comuni di attivare i piani di emergenza. Si toccheranno anche i 40 gradi e nei prossimi giorni nell'entroterra si supereranno pure queste temperature. Sentiamo Eva Spampinato. Cerbero ha avvolto l'Italia con il suo calore rovente e non ha risparmiato la Sicilia, che assiste ad un costante aumento delle temperature di giorno in giorno. Un aumento che toccherà il suo picco sabato, giornata per la quale la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo rossa per le città di Catania e Messina, con una temperatura massima percepita di 38 gradi alle 14 e di livello 2 arancione per la città di Palermo. Ma c'è da aspettarsi ancora più caldo, secondo gli esperti, e in maniera perdurante. Il fatto stesso che abbiano dato questa allerta rosso a livello 3 denota che dobbiamo aspettarci un 45 gradi. Le previsioni sono da bollino rosso anche per la zona orientale dell'isola. La zona di Siracusa è sempre 4 gradi più calda che non la zona di Catania, anche perché non beneficia dell'Etna. Probabilmente sforeremo addirittura i 50 gradi centigradi questa volta. Con il gran caldo c'è il rischio incendi e ondate di calore. La Regione chiede ai comuni di attivare i piani di emergenza. I comuni, le strutture sociosanitarie, il volontariato di protezione civile, i corpi dei vigili del fuoco e della forestale regionale e tutti gli altri soggetti competenti, evidenzia il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, attivino i piani e le procedure di emergenza, aumentino i presidi sul territorio sia per l'assistenza alla popolazione esposta alle ondate di calore, sia alla prevenzione e al contrasto degli incendi. Tutto l'Oceano Atlantico e il bacino occidentale del Mediterraneo è estremamente surriscaldato e noi ne stiamo risentendo anche in termini di umidità. Queste le previsioni per questo fine settimana, ma il trend è in aumento e sarà un caldo costante per tutta la prossima? Sarà di nuovo una lunga estate torrida come quella del 2021, come quella di 2 anni fa. Quindi sino ad ora è stato solo un assaggio d'estate? Sì, anzi è pure iniziato relativamente tardi. Il notevole aumento delle temperature previsto in Sicilia, conclude il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, espone i soggetti più fragili, bambini e anziani, a rischi per la salute. Il consiglio è sempre quello di non uscire di casa durante le ore più calde del giorno ed evitare la disidratazione. Tragedia ad Agira, in provincia di Enna. Un neonato di 6 mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio. Per il piccolo Filippo è stato vano il trasferimento di soccorso da Enna all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove purtroppo è morto. Si sarebbe trattato di un incidente domestico. Al Cannizzaro il bimbo sarebbe stato sottoposto anche a un intervento chirurgico, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La procura di Enna ha aperto un fascicolo sulla morte del piccolo. E c'è una svolta sul caso di Gaetano Impellizzeri, agente di commercio siciliano scomparso a 47 anni nel febbraio del 2014 durante un viaggio di lavoro. Il suo corpo è rimasto sepolto 9 anni in un terreno sul retro di un casolare di campagna a Castelnovo di Sotto, nella Bassa Reggiana, e trovato grazie alle indicazioni di qualcuno che sapeva. Sono 3 le persone adesso indagate per quello che gli inquirenti ipotizzano essere stato un omicidio, presumibilmente commesso con un'arma da fuoco, con occultamento di cadavere. Maggiori certezze arriveranno dall'autopsia che è stata disposta per domani.
Nuovo accordo fra Stato e Regione siciliana è stato raggiunto dal Presidente Schifani e dal Ministro Giorgetti. La Sicilia rinuncia a parte dei soldi che Roma doveva trasferire annualmente per la sanità e in cambio ottiene lo sblocco delle assunzioni. Ci dice di più Manlio Viola. La Regione siciliana potrà tornare ad assumere personale. Dopo anni durante i quali il Ministero dell'Economia aveva imposto lo stop alle assunzioni a causa dei debiti maturati dalla Sicilia, un nuovo accordo fra il Ministro Giorgetti e il Presidente Schifani permette di togliere quel blocco. La Sicilia potrà dunque adesso assumere i vincitori dei concorsi già banditi per sostituire il personale che va in pensione e procedere a bandire nuovi concorsi. La carenza di organico per pensionamento sarebbe di poco meno di 4.000 unità, ma in base ai conteggi sul cosiddetto turnover depotenziato, le assunzioni potrebbero arrivare anche a 1.900 nuovi dipendenti. Fino ad ora però i dati parlano soltanto di 137 idonei in attesa che vengano emanate le delibere attuative. L'accordo fra Palermo e Roma è di tipo economico. La Sicilia si impegna gradualmente ad aumentare i risparmi già dal 2023 fino ad arrivare a risparmiare 500 milioni nel 2025 e 600 nel 2026 e così a diminuire i propri debiti fino ad azzerarli in 10 anni. Al tempo stesso lo Stato potrà risparmiare riducendo da 1 miliardo a 600 milioni di euro i fondi che trasferisce alla Sicilia per la sanità prelevati dalle accise e le tasse sui carburanti. Trovato questo accordo per riequilibrare la spesa, il Ministero toglie dunque il suo divieto di assunzioni. La Sicilia potrà assumere solo con fondi propri però, quindi non avrà contributi romani sulla spesa per il personale. Un accordo che permette allo Stato di recuperare fondi dalla Sicilia che servono invece a Roma. A Palermo costerà caro tornare ad assumere quindi, ma era un'esigenza ormai inderogabile viste le carenze di personale e soprattutto di nuovi profili e competenze necessarie alla pubblica amministrazione. A Catania, liquami a cielo aperto nel quartiere di Librino. Decine di residenti esasperati hanno scritto alla nostra linea WhatsApp al 342 7455 005 e adesso ai nostri microfoni chiedono l'intervento del comune. Vivono in condizioni da terzo mondo tra acque nere, insetti di ogni tipo e spazzatura. È andato per noi Tonino De Mano. Una fogna a cielo aperto con un'enorme pozzanghera che impedisce il passaggio pedonale a meno che non si utilizzino stivali o altri mezzi per superare l'ostacolo. Tempi duri per i residenti di Viale Moncada 17 a Catania, costretti a convivere da mesi con liquami che ammorbano l'aria ed offendono la dignità di chi abita da queste parti. Una situazione da terzo mondo con rischi di carattere igienico-sanitario acuiti dal caldo e dall'impressionante numero di insetti. Acque nere, così come l'umore. È una discarica. Abbiamo blatte, abbiamo topi, abbiamo zanzare. Signora, la mascherina ormai non si usa più per il Covid? No, per la fogna propria, per questa discarica che proprio che c'è. Poi io vedo che c'è molta spazzatura, ma non solamente qua al Viale Moncada, è tutto il Librino. Anziani e bambini barricati in casa, chi esce lo fa per necessità e naturalmente ricorre all'auto. Non è dignitoso stare così, giustamente passiamo, è una puzza proprio tremenda. Non si può stare più così, non si può vivere. Abbiamo la fognatura più di mesi qua. Da anni si chiedono interventi risolutivi, ma rimpalli di competenze tra enti rendono impossibile ogni tipo di lavoro, urgente e non. Ma si rimballano le cose l'uno con l'altro, chi le ACP, chi il comune di Catania. Purtroppo la situazione fra un rimballo e un altro, la situazione è questa. Sul banco degli imputati il comune che non va oltre a qualche sopralluogo o nella migliore delle ipotesi ad interventi per l'espurgo dei pozzetti che ovviamente rimandano soltanto il problema. Faccio un appello alla nuova amministrazione se ci può aiutare perché siamo veramente in una situazione di stallo. Rischiamo veramente la salute dei nostri figli e dei nostri genitori. E sono decine le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 7455 005 che abbiamo messo a disposizione delle vostre esigenze che poi sono dell'intera collettività. Immagini davvero dolenti di Catania, quelle che abbiamo appena visto e che si aggiungono a un'altra emergenza mai risolta ed è quella della spazzatura. Abbiamo sentito a Buongiorno Sicilia il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Giusy Lazzaro. Questione spazzatura mai risolta a Catania. A Buongiorno Sicilia il sindaco Enrico Trantino dà la sua versione e traccia la strategia dell'amministrazione per un cambio di passo. Si parte dalle discariche che nascono nel giro di una notte sporcando ogni angolo della città. Noi dobbiamo considerare che questo come
uno degli epifenomeni che in qualche modo dissuade anche da uno dei rimedi che viene sempre immaginato, cioè dire le telecamere. Le telecamere possono funzionare laddove le discariche sono composte da rifiuti che vengono portati con le auto, ma se non vengono portati con le auto, in qual caso potremmo noi attraverso la targa risalire al soggetto incivile di turno, ma vengono portati a piedi, è impossibile individuare chi sia autore. E in ogni caso, una volta accertata la presenza della telecamera, spostano di qualche metro la discarica. Certo è che noi abbiamo numerosi esempi di discariche bonificate e dopo un'ora ricostituite. Altro nodo riguarda il servizio di raccolta e l'intervento del comune, che il sindaco Trantino sintetizza così. Per quanto riguarda il sistema di raccolta, là dobbiamo essere più bravi noi come comune. Per quanto riguarda il tema delle discariche abusive e quindi della idiosincrasia dei catanesi alla differenziata, là dobbiamo trovare un accordo civico, quel che ho sempre chiamato un nuovo patto sociale con la cittadinanza. Ci potrebbero essere novità per quanto riguarda i tempi e i modi per conferire i rifiuti. Ho chiesto di parlare con gli amministratori di condominio, in questo caso con le associazioni degli amministratori di condominio, per verificare la possibilità, laddove vi siano gli spazi, di mettere dei carrellati all'interno degli androni condominiali e non lasciarli in strada. Nello stesso tempo vedere di modificare gli orari di raccolta. Si pensa anche agli inceneritori. Rivolgendoci a Messina, Siracusa, Ragusa per esempio e Catania, là potremmo avere quel quantitativo minimo che soddisfi la realizzazione del termovalorizzatore o termoinceneritore o inceneritore, per produrre energia come lo vogliamo chiamare. E noi vi invitiamo a farci altre segnalazioni, ditelo al vostro TG, perché TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini agli ascoltatori. Vi invitiamo dunque a segnalarci le cose che notate, che siano belle o brutte, ma che secondo voi meritano denunce o applausi, di cui nessuno però parla. Scriveteci al 342 74 55 005. Ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Ditelo al vostro TG. Emergono trame oscure tessute da Cosa Nostra palermitana, sempre più intrecciata con la società civile delle ultime operazioni antimafia di polizia e carabinieri. Una criminalità in giacca e cravatta sempre più difficile da riconoscere. Manlio Viola. Oltre un terzo delle confische per mafia disposte in Italia avvengono in Sicilia. Il dato emerge dal rapporto Sud, ma questi sequestri, seguiti appunto da confische, non sembrano bastare ad arginare l'infiltrazione mafiosa. Una mafia che cambia volto ed è sempre più subdola, da un lato torna al passato, dall'altro si modernizza, infiltra la società civile, forma, affianca, ingloba professionisti e uomini politici, chiede consenso al territorio attraverso la soluzione delle controversie da parte degli antichi padrini, ma anche presentando i propri candidati alle elezioni. Consolida il consenso e controlla il territorio con l'imposizione del pizzo. Sono dati che emergono dalle operazioni antimafia condotte da polizia e carabinieri negli ultimi giorni nel palermitano. Resta l'antica divisione in mandamenti della città, ma i soldi si sono trasferiti a Resuttana, dove la polizia ha incriminato il famoso notaio, il commercialista di grido, il noto ristoratore e l'imprenditore di successo che sedevano ai tavoli della Palermo Bene. Ma poco distante il mandamento confinante, quello di Tommaso Natale, che annovera anche il popolare quartiere dello Zen, così come il quartiere dei benestanti vacanzieri, ovvero Mondello, torna in mano agli antichi padrini, che dirimono contese ma si guardano intorno, cercano telecamere e microspie, stanno attenti a non farsi scoprire, anche se poi i carabinieri li hanno scoperti lo stesso. Due operazioni che, messe insieme agli arresti sotto elezioni di candidati avvicinati dai boss, disegnano un quadro a tinte fosche che spiega come politica, mondo delle professioni ed economia siano ormai in mano ad una mafia silente e difficile da riconoscere. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci rientrati in studio, parliamo di un fenomeno presente tutto l'anno ma che si fa veramente più importante in certi periodi, in estate soprattutto e poi in prossimità delle feste quali il Natale. Si tratta dell'abbandono degli animali. Storie davvero tristi di amici a quattro zampe che vengono lasciati improvvisamente al loro destino. A lanciare l'allarme è l'ENPA, mentre l'ANAS ha lanciato una campagna Amami e basta, ricordando che abbandonare un animale domestico è non solo un atto moralmente deprecabile ma anche un reato. Orazio Longo.
Poldo è stato trovato per strada, avrà avuto neanche 2 mesi, adesso ne ha 8 e a parte una breve parentesi di adozione è tornato indietro e sta vivendo nel box. Loro invece sono nati qui nel box, erano 7, da mamma abbandonata e messa incinta. Abbandonati, a volte maltrattati, se non addirittura seviziati prima di essere lasciati a bordo strada, legati sotto il sole senza acqua né cibo. È la storia di Portos e di altri 100, 1000 come lui. Amici a 4 zampe che improvvisamente diventano solo un impiccio di cui sbarazzarsi senza troppi complimenti. Senza pensare che non si tratta di peluche, bensì di esseri viventi in carne e ossa. A lanciare l'allarme l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Io mi auguro sempre che possano esserci delle persone che imparino l'arte della denuncia. Ecco, denunciare. È consigliabile, se troviamo un cane, prenderlo e portarcelo a casa? No, mai, bisogna sempre avvertire le autorità, che non siamo neanche noi associazioni, sempre tutto viene fatto attraverso la polizia municipale. A muoversi nel segno della difesa degli animali anche l'ANAS, con la campagna Amami e Basta, che invita ogni persona che incontri un animale randagio o vagante, che rappresenti un pericolo per la circolazione stradale e autostradale, a informare le forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112. È possibile pure segnalare la presenza dell'animale al numero verde pronto ANAS. Si ricorda che l'abbandono degli animali, oltre alla possibilità di rendersi responsabili anche di omicidio colposo, è punito dal Codice Penale, articolo 727, con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandona un animale domestico. In estate, nei periodi di grande caldo, c'è una bevanda che a Catania si può gustare nei chioschi. Si tratta del Seltz limone e sale, molto apprezzato questo miscuglio di ingredienti anche dai turisti. Eva Spampinato. Possiamo chiederle cosa beve? Un Seltz limone e sale. In queste giornate calde è l'ideale. Tonnellate di limoni, una tenaglia e lavoro di polso. Ecco come nasce la bevanda più richiesta della stagione, ideale per dissetare, rinfrescare e sollevare la pressione che le temperature roventi buttano giù. È il nostro integratore salino sostanzialmente, no? Perché appunto viene fatto con il limone che c'è vitamina C e poi mettiamo appunto il pizzico di sale per reintegrare appunto questi sali minerali e alzarsi la pressione, dato che con il caldo si abbassa. Questo limone è una bevanda economica, biologica, che ci invidiano in tutto il mondo. L'uovo cult dove il Seltz limone e sale viene preparato e venduto è il chiosco, rivendita di bevande tipica della città di Catania che discende dagli antichi acquafrescai borbonici del Regno di Napoli. Questa è una bibita unica, solo qua si trova. Io sono di Milano e guardi, sono già venuto 2 volte, sono arrivato ieri, sono tornato stamattina per gustarmi questa dissetante, poi con il sale equilibrata. I'm from Romania. Do you know Seltz limone e sale? No. Il drink made in Sicily è apprezzato anche da queste turiste romene che ci raccontano di non avere una bevanda simile nel loro paese, dove i bar offrono soprattutto bevande a base di vodka. Non c'è un orario per consumare un Seltz limone e sale. C'è chi lo prende già alle 8 del mattino, come chi lo prende per digerire dopo pranzo, dopo cena. È vero che ogni chiosco ha la sua formula magica? Certo, c'è chi lo mette per esempio, io per esempio metto il sale prima di mettere il Seltz. Nella top 5 delle bevande dissetanti dell'estate il Seltz è al primo posto, seguono un misto amaro, un tamarindo, il mandarino e il mandarino verde e il completo, che è una bibita comunque sia anche antica, che è orzata, limone e anice. Il rituale siciliano per combattere l'afa è servito. Ancora una breve pausa, tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme, chiudiamo con una notizia di calcio. Il Catania ha ufficializzato la conferma per la prossima stagione di Marco Palermo. Il centrocampista indosserà la maglia rossaazzurra per la seconda stagione consecutiva. Nell'annata appena conclusa Palermo ha sommato 31 presenze, realizzando 8 reti e sommando 5 assist. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.